Sono Paolo Maleddu. Ho deciso di girare questo video per proporre una soluzione immediata e di facile attuazione alla devastante crisi economica che tanta sofferenza sta provocando. Per trovare una soluzione efficace è indispensabile capire a fondo l'origine del male. La crisi è unicamente dovuta alla programmata carenza di denaro che paralizza l'economia. Scarsità di denaro in circolazione creata di proposito per impedire gli scambi di beni materiali. L'ovvia soluzione consiste nel rimettere in circolazione un adeguato numero di mezzi di scambio per permettere una ripresa degli scambi di merci e servizi all'interno della comunità. Se io pronuncio la parola ricchezza, cosa vi viene in mente? Oro, denaro, auto di lusso, bella vita. È un riflesso condizionato creato da TV, cinema, giornali. Guarda caso, tutti di proprietà delle stesse persone che posseggono l'oro e producono il denaro. Il messaggio subliminale sottostante è: senza denaro non c'è ricchezza. È assolutamente falso, è solo l'ennesimo inganno mediatico. Il denaro non è ricchezza. Denaro e ricchezza sono due cose differenti, prodotte da parti sociali antagoniste tra loro, con la parte dominante che si nutre da parassita della parte più debole della popolazione. Ricchezza è disponibilità di beni materiali utili alla vita. La ricchezza è prodotta dalla capacità dell'essere umano di utilizzare e trasformare le risorse che Madre Natura ci mette a disposizione abbondantemente e gratuitamente. Ripeto, in modo assolutamente gratuito ed in quantità abbondante. I beni indispensabili alla vita sono solo da cogliere, già pronti per il consumo. L'acqua e la frutta, per esempio, gli elementi base della nostra alimentazione. Non è un caso. Qualcuno ha in origine risolto per noi ogni problema. Vi siete mai chiesti come mai nessun altro essere vivente, a parte l'uomo, ha bisogno di lavorare per vivere? Perché la Terra offre gratuitamente ad ogni essere vivente tutto ciò di cui ha bisogno per vivere. E noi, l'essere intelligente che ha preso il sopravvento sugli altri e ha il controllo dell'intero pianeta, come mai viviamo tra molteplici difficoltà, con tanti che addirittura preferiscono togliersi la vita perché non vedono soluzioni? La mente, che ci pone in posizione di vantaggio nei confronti degli altri esseri viventi, è allo stesso tempo anche il nostro punto debole, facilmente manipolabile da nostri simili che non ci amano. Qualcuno di proposito ci confonde le idee. Ci ritroviamo infatti immersi in una cultura della scarsità, nonostante viviamo nel pianeta dell'abbondanza, il paradiso terrestre. Non ci sono soldi, non c'è cibo a sufficienza per tutti, l'acqua scarseggia e noi ci caschiamo. Guardate qui. Manca l'acqua in questo pianeta? Impossibile. Siamo circondati, immersi nell'acqua. Passiamo al denaro. Dove vorreste vivere? In un mondo pieno di frutta, acqua, tutti questi ortaggi, pomodori, patate, olio d'oliva, riso, un mondo pieno di questi prodotti ma privo di denaro, o in uno stracolmo di denaro e senza questi prodotti? Non ci sono dubbi in proposito. Noi sappiamo che per star bene dobbiamo soddisfare le esigenze primarie, mangiare tutti i giorni, per noi e i nostri familiari, un tetto sicuro sulla testa e dei vestiti adeguati in ogni stagione per mantenere la temperatura corporea a 36 gradi. Una volta soddisfatte queste necessità, possiamo parlare di arte, poesia, filosofia,
ma i beni primari, essenziali, sono la vera ricchezza materiale. Chi la produce? La parte più umile della popolazione fa tutto il lavoro fisico, rientra a casa stanca la sera, distrutta nel fisico, accende la televisione per rilassarsi sul divano e la TV porta a termine il lavoro di distruzione, anestetizzandoci completamente la mente, immettendovi quei virus che hanno il compito di confonderci le idee. Inquinamento mediatico. Poi c'è questa banconota. C'è un esiguo numero di persone che da migliaia di anni non fa nessun lavoro fisico. I dispensatori di moneta si occupano unicamente di trasformare carta in denaro, cercando di vivere da parassiti del lavoro altrui. Si sono dedicati allo studio della carta moneta. Se la sono studiata tanto bene da riuscire a convincerci che senza la loro carta non possiamo vivere. E noi ci crediamo. Con tanto inquinamento mediatico e tutti i virus introdotti nella nostra mente non riusciamo più a connettere. Notate bene, questa ricchezza di beni materiali esiste indipendentemente da questa banconota. Ma non è vero il contrario. In assenza di merci e servizi da acquistare, il denaro non ha ragione di esistere. È solo un titolo, una finzione che serve a trasferire beni già esistenti da una persona ad un'altra. È un documento, come la compravendita stipulata dal notaio. Antonio vende questa casa a Giuseppe. È un titolo che serve a trasferire la proprietà.